Siamo con Carina Gotta, allenatrice assieme a Francesca Scollo della FEAP Aragone, che oggi ha vinto 3-0 con la Nativolle. Carina ha giocato alla grande in cabina di regia, una squadra che ha girato a meraviglia. Sì, diciamo finalmente perché abbiamo faticato tanto per riuscire a trovare le intese, la sicurezza. Sicuramente siamo una squadra che deve vincere, quindi qualsiasi squadra verrà qui e farà di tutto per vincere contro di noi, perché vengono rilassate. E loro sono state molto brave, però noi siamo state un pochino di più. Cosa hai visto nei miglioramenti rispetto alla partita col Sant'Agata? Siamo state più decise, siete state più decise e più convinte nel vincere, perché col Sant'Agata col 2-0 vi siete un po' rilassati, oggi invece non avete concesso nulla. Guarda, quello che tu non capisci è che non è rilassamento, purtroppo è paura. E quindi oggi la differenza è stata che dopo 2 errori riuscivamo a correggere o correggere l'errore della compagna o fare qualcosa di bello e quindi interrompevamo la fase, quella che ci fa venire questo terrore di perdere. Domenica, prossimo appuntamento. Prossimo appuntamento il Club Leone, squadra di ragazzine ma che giocano, ma con noi giocheranno tutti. Quindi noi dobbiamo farci la croce e lottare e dimostrare quello che siamo. Dove arriva l'Aragona ci sarà sempre battaglia, quando vengono ad Aragona ci sarà sempre battaglia, perché l'Aragona ha un suo fascino nella pallavolo siciliana. Ci mancherebbe, le aspettiamo a tutte. Per Lucio Tomasella della Nativolle Canicattì, mister, oggi un derby che ha sorriso all'Aragona, eravate rientrati un po' in partita nel secondo set e poi avete ceduto. Salve a tutti, sì, avevamo messo già in preventivo questa sconfitta, speravo potessimo fare un po' di più. Abbiamo provato tutta la settimana per cercare di arginare la forza dell'Aragona, ma sapevamo che doveva andare così, è giusto così, ha vinto la squadra più forte. Come hai visto l'Aragona che punta ben sai al successo finale per andare in B2? Ma io mi auguro riescano a vincere, assolutamente, secondo me è una bella squadra, quadrata, e naturalmente c'è da limare qualche meccanismo, ma soltanto col tempo questo arriverà. Per il resto penso che abbiano assolutamente le carte in regola per vincere a mani basse. Gli obiettivi della Nativolle, siete partiti benissimo, 4 partite, 4 vittorie, questa della sconfitta, come hai ben detto, ci poteva stare. Per il proseguo? Allora, ora abbiamo 3 partite dove possiamo dire la nostra, 2 in casa e 1 in trasferta. La settimana prossima siamo a Capaci, cercheremo di prendere assolutamente 3 punti. Obiettivo, lo scorso anno abbiamo fatto il 5° posto, quest'anno proveremo a ripeterci, se facciamo poi il 4° meglio ancora. Non vogliamo vincere il campionato, ancora è presto per noi.